Mentre da una parte, quindi a livello nazionale, sappiamo tutti che c'è questo contratto di governo appunto basato su delle linee programmatiche sulle quali sia Movimento 5 Stelle che la Lega possono trovare un accordo, diciamo. Ma io lo dico sempre da ogni parte, insomma, in cui mi chiamano a parlare, quello che non andava bene ieri non è che oggi, perché c'è questo accordo a livello nazionale, sia cambiato, sia diventato improvvisamente fantastico, perché l'ho detto anche in occasione dell'approvazione in Consiglio regionale della legge elettorale veneta, che abbiamo visto ed è stato ribadito a più riprese anche da noi, soprattutto da noi anzi, è un clamoroso passo indietro, perché, e ve la spiego brevemente. Lo Zayatellum, no? Lo Zayatellum in sostanza cosa ha fatto sì che venga ormai abolito il limite dei 2 mandati consecutivi per rivestire la carica di consigliere regionale, mentre nel 2012 si era raggiunto questo traguardo dopo tante sedute in aula, dopo veramente le lotte proprio in Consiglio regionale, si era riusciti a ottenere questo risultato completamente disatteso oggi dal governatore Zaia. Un'altra cosa che è stata introdotta ed è scandalosa è il fatto che il consigliere regionale possa fare anche il consigliere comunale, e già i risultati di questo li vediamo oggi, perché abbiamo approvato addirittura una modifica dello statuto per fare in modo che comunque il numero legale in aula ci sia. Questo è dato dal fatto che da oggi consiglieri che magari sono anche in comune devono fare la spola tra comune e consiglio regionale, quindi molte volte capita che magari la maggioranza può andare sotto. Questo non è il caso di Berlatto, ma potrebbe essere il caso di tanti altri consiglieri. Uno di questi siede sicuramente in consiglio regionale. E questa è una cosa che assolutamente per noi non andava fatta, perché nel momento in cui una persona è eletta come consigliere regionale deve svolgere fino in fondo e alla meglio quel mandato, senza ritagliarsi i momenti per fare un passaggio presso il comune. E poi è possibile oggi per tutti i candidati consiglieri di candidarsi in tutti i listini provinciali, non soltanto per il candidato presidente ben inteso, ma proprio per tutti i consiglieri regionali. Quindi potrebbe darsi il caso che ci siano le stesse persone nelle province anche diverse, e questo secondo me fa venire meno proprio il concetto e il rapporto di collegamento tra il consigliere e il territorio che poi deve andare a rappresentare in consiglio regionale. In questo modo si garantisce la permanenza in consiglio delle stesse persone, delle persone che si vogliono, e per un tempo tendenzialmente infinito. Quindi secondo me questa è una cosa che non andava fatta. Abbiamo fatto diversi emendamenti che naturalmente sono stati bocciati dalla maggioranza, e questa è stata una cosa su cui ci siamo scontrati con la Lega, sebbene poi al governo la questione sia diversa, ma ripeto, le cose che non ci piacciono vanno denunciate e contrastate fino in fondo.